Buonasera agli amici del Museo Pasqualino, io sono Francesco Mangiapane, autore di questo libro Retoriche social, nuove politiche della vita quotidiana. Questo libro è un libro che parla di social media dal punto di vista semiotico, infatti io sono un semiologo, e qual è il punto di vista semiologico, semiotico relativo appunto ai nuovi media? Semplice, è quello di provare a interpretare con gli strumenti di bordo le interazioni che avvengono sui social media, quindi Facebook, Twitter, Instagram, ma anche i blog, i vecchi blog, sono oggetto di questo libro e vengono appunto scandagliati per il loro versante significativo. Il titolo del libro è Retoriche social, come vi dicevo, retoriche social che sono il vero bersaglio analitico del libro. L'idea è che spesso l'analisi dei social media, la riflessione critica sui social media vive sotto una sorta di ricatto, cioè è sempre costretta ogni volta che esce una nuova tecnologia, ogni volta che esce una nuova piattaforma a ricominciare da zero, come se appunto le considerazioni fatte perché ne so a proposito del blog non potessero essere vere anche per Facebook o quelle fatte per Facebook non possono essere al contrario estendibili a Twitter eccetera eccetera. Il libro prova a battere un'altra strada, cioè quella di cercare di svincolare il più possibile il discorso tecnologico dalle considerazioni sociali che possono essere fatte appunto a partire dall'impatto delle tecnologie sulla società. E quindi in questo caso il titolo sottolinea esattamente questo: non ci occupiamo delle tecnologie, ma ci occupiamo delle retoriche a proposito di queste tecnologie. Se si sposta lo sguardo sulle retoriche, immediatamente si vedrà una sorta di continuità fra i media e anche fra le piattaforme, fra i vari tipi di interazioni che sono possibili sulla rete e che diventano immediatamente distinguibili dal punto di vista dell'identità delle persone, dello spirito attraverso cui certe azioni vengono portate avanti proprio perché hanno al centro la rete. Facciamo qualche esempio. Lo spirito giocoso della rete, questo è una delle caratteristiche delle retoriche social: gli scherzi, le burle, i meme, le gif animate che prendono in giro, i flash mob. Ecco, la rete dal punto di vista politico ha portato nel discorso, se vogliamo, ingessato dei vecchi media proprio questo gusto per lo scherzo, per l'ironia, per il paradosso, per indicare il renudo in maniera, se vogliamo, appunto giocosa. Ma in realtà questo versante politico viene anche indagato da un punto di vista, se vogliamo, più generale, non diciamo quello che ognuno intenderebbe come prettamente politico, ma al contrario invece interessato a sottolineare la politicità di alcune questioni che ci riguardano nella nostra vita quotidiana. Per esempio lo shopping, come è cambiato il modo appunto di comportarci di fronte alle grandi opzioni di scelta che ci dà Amazon, ai centri commerciali, all'arrivo dei centri commerciali, all'idea appunto dello shopping online, come cambiano queste grandi istituzioni politiche del nostro vivere insieme. Ancora si riflette tanto sul libro a proposito del rapporto fra la pubblicità e i social media. Viene analizzata una vecchia campagna della Telecom a proposito di Gandhi. Ecco, questa campagna che era stata pensata in una sorta di logica pre-internet viene presa a bersaglio proprio dalla rete. Ce n'è per tutti i gusti e ognuno appunto dei capitoli prova ad indagare una questione emergente appunto proprio del rapporto fra la società e la tecnologia. Grazie e buona serata.